Bene, vogliamo aprire la Bibbia, leggiamo un passo, speriamo di poterlo proiettare nello schermo. In Filippesi capitolo 1, dal primo verso, lettera di Paolo ai Filippesi capitolo 1, dal primo verso fino al verso 11. Alleluia. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Dio sia lodato e benedica la sua parola al nostro cuore. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che, tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia, che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Amen. Amen. Vogliate accomodarvi? Gloria al Signore. Alleluia, una bellissima lettera che ha una particolarità, questa lettera scritta dall'Apostolo Paolo. Non ci sono grossi ed evidenti insegnamenti dottrinali, ma è solo, come dire, un lascito dell'Apostolo, della sua esperienza in Cristo, fatta con Cristo nel suo servizio alla Chiesa. E si evince dalla lettura un amore profondo di Paolo per la Chiesa. E Dio ci aiuti ad amare la Chiesa, con tutti i suoi difetti. Sapete, qui sulla terra non esiste una Chiesa perfetta, però noi serviamo il perfetto, Cristo Gesù, capo della Chiesa. Amen. Amen. Paolo era prigioniero, scrive questa lettera in prigione e non c'è mai da parte dell'Apostolo Paolo un far capire che è abbattuto perché è in catene, anzi incoraggia sempre la Chiesa ad andare avanti, li pensa, ringrazia questa comunità di Filippi, li pensa sempre con profondo affetto e prega per questa Chiesa con gioia, perché ha visto che questa comunità è partecipe con lui. Amen. Sapete, nell'opera di Dio non c'è chi è avanti allo sbaraglio e gli altri seguono da lontano, ma tutti dobbiamo essere partecipi. Amen. Perché tutti facciamo parte dell'opera di Dio. Gloria al Signore. E prego che nessuno si senta escluso, perché Dio, come abbiamo udito anche nella testimonianza, accoglie.
quelle braccia sulla croce, è perché Egli accoglie. E ancora oggi Gesù ci accoglie. Alleluia. E vuole accoglierti ancora. Io credo una cosa, Gesù potrebbe fare tutto da solo. Ci crediamo? Eppure ha istituito la Chiesa, perché sia la colonna e il sostegno della verità, come dice l'Apostolo Paolo. La Chiesa che porti avanti ciò che Lui ha iniziato. È vero? E grazie a Dio che con tutti i nostri difetti, con tutte le imperfezioni, con tutte le incapacità, stiamo portando avanti l'opera di Dio. Amen? Amen. Alleluia! Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. Non sempre si hanno dei buoni ricordi, però gloria a Dio, sta a noi mettere da parte i cattivi ricordi e far emergere i buoni ricordi. Se guardiamo ai cattivi ricordi, sicuramente saremo condizionati nell'agire da questi cattivi ricordi. È vero? Invece vogliamo far emergere i buoni ricordi. Ci sono dei buoni ricordi, gloria a Dio. Alleluia. E dice ancora, sempre in ogni mia preghiera prego per tutti voi e prego con gioia, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, non solamente ora, ma dal primo giorno fino ad ora. Partecipi nell'opera del Signore. Vogliamo tutti partecipare con gioia all'opera del Signore. Amen? Amen. In ogni attività che si fa, vogliamo partecipare con gioia. Alleluia. E dice, ho questa fiducia, l'Apostolo Paolo aveva questa fiducia interiore. Colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù. C'è una particolarità del Signore, è quella che quando inizia qualcosa la porta sempre a fine. E tutti noi siamo un'opera che Dio ha iniziato. Amen? Amen. Quindi non può lasciare un'opera incompiuta, andrebbe a rinnegare se stesso, e Dio non può rinnegare mai se stesso. Lui ci porta avanti. Nonostante le prove e le difficoltà che abbiamo vissuto, che viviamo, possiamo dire Dio non ci ha mai lasciato né abbandonati. Forse abbiamo visto veramente momenti bui nella nostra vita, però siamo qui. È vero? Fin qui il Signore ci ha soccorsi. Alleluia. Dice l'Apostolo Paolo ancora, ed è giusto che io senta così di voi tutti, perché vi ho nel cuore. Mai come prima, sarà che mi faccio avanti con gli anni, non lo so, ma sto comprendendo com'è importante avere l'opera di Dio nel cuore. Forse da giovane è respinto dalla forza giovanile, non lo so, sicuramente c'è amore per il Signore, altrimenti non si può far nulla. Però avere l'opera di Dio nel cuore è qualcosa che va oltre ogni possibile comprensione umana. Bisogna che abbiamo l'opera di Dio a cuore. Amen. Amen. Perché non è l'opera di un uomo, è l'opera di Dio. Gesù ha dato la sua vita per quest'opera. Ha sofferto sulla croce pene e dolori in modo ingiusto. Quindi è giusto avere l'opera di Dio a cuore. Gloria al Signore.
l'Apostolo Paolo ricorda che, ed è riconoscente che la Chiesa è stato partecipe anche nelle sue catene. Mentre era in prigione, arrivavano dei doni all'Apostolo Paolo da parte della Chiesa. Era in catene, però la Chiesa pensava al servo di Dio che era lì a pagare in carcere per aver predicato la parola di Dio. E sente tutto l'affetto della Chiesa e questo lo incoraggia moltissimo. Chi serve il Signore ha bisogno di sentirsi incoraggiato. Amen? E chi serve il Signore non deve mai predicare se stesso. Amen. Però deve essere un buon esempio. La parola di Dio prima non è per chi ascolta davanti, ma prima di tutto è per chi la predica. Amen. Gloria al Signore. Siamo tutti partecipi, siete partecipi con me, dice l'Apostolo Paolo, nelle mie catene, quanto nella mia difesa e nella conferma del Vangelo. Siete partecipi con me della grazia. Amen, gloria a Dio. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego, dice ancora l'Apostolo Paolo, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Il desiderio di ogni pastore, sapete qual è? Che la Chiesa cresca non solo nel numero. Mi sono sempre sforzato a non guardare mai i numeri. Per me, anche se c'è stata un'anima, è stato un culto meraviglioso. Bisogna avere a cuore la crescita spirituale delle anime, affinché nessuno dica io conosco e voi no, ma tutti siamo partecipi nella conoscenza. La conoscenza non è solo dottrinale, la conoscenza della persona di Cristo Gesù. Amen. Conosciamo Gesù. Amen. Allora se lo conosci puoi parlare ad altri di Gesù. Non solo citando i versetti, magari non ce ne dimentichiamo, ma puoi parlare di questa persona che conosci, perché la presenti ad altre persone. Amen? Per questo l'Apostolo Paolo dice: io prego per voi che cresciate anche nella conoscenza e in ogni discernimento. Alleluia. Perché possiate apprezzare le cose migliori. Dio ci dia grazie di apprezzare le cose migliori nella vita. Sai qual è la cosa più bella di questa vita? Che conosciamo Gesù. Amen. Siete d'accordo? Come abbiamo cantato, la ragione della vita è amare te, Signore. C'è un cantico che cantiamo sempre. Gloria a Dio. Vogliamo apprezzare le cose migliori. Ci mancheranno tante cose. Forse non abbiamo tutto quello che abbiamo desiderato nella vita, ma certamente abbiamo la cosa migliore. Avere la grazia di Dio è la cosa migliore. Essere un figlio di Dio è la cosa migliore. Servire il Signore è la cosa migliore. Amen. Avere certezza interiore della salvezza eterna, non per presunzione, ma perché la parola di Dio mi dice che chi ha accettato Gesù ha vita eterna. È per fede, no? Che siamo salvati. Amen. Amen. Queste le cose migliori della vita, sono queste. Tutto il resto è un inseguire qualcosa che forse riuscirà ad ottenere, ma
al 99% non riusciremo mai ad ottenere quello che inseguiamo. E allora, come scrisse un uomo saggio, vanità delle vanità, tutto è vanità. È vero? È un seguire il vento. Non lo potrai mai prendere il vento. Ma la grazia di Dio è giunta a te. Amen. Gloria al Signore. Affinché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Ricolmi di frutti di giustizia, che siano per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Questo è il desiderio dell'Apostolo Paolo, che ogni membro di Chiesa poteva essere ricolmo di frutti di giustizia per il giorno di Cristo. Viene identificato l'incontro con Cristo come il giorno di Cristo. C'è un giorno nel quale incontreremo il Signore. Ci sono alcuni che vorrebbero rimanere qui in eterno. Noi non siamo di quelli. Noi vogliamo andare dove è Gesù. C'è un giorno dove lo incontreremo. Alleluia. Se non saremo andati noi da Lui, stai pur certo che verrà Lui da noi. E a questo dobbiamo prepararci, all'incontro con il Signore, con l'autore della nostra salvezza. Amen. Amen. Alleluia. Questi versi introducono la lettera ai Filippesi, ma voglio leggere anche il capitolo, qualche parte del capitolo che conclude la lettera ai Filippesi, ed è il capitolo 4. Filippesi capitolo 4 dal versetto 4. Bene. Filippesi capitolo 4 dal verso 4 fino al verso 7, per concludere. Dice così l'Apostolo Paolo ancora: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Beh, non so se questa mattina c'è qualcuno che è triste. Non ti lasciare condizionare dalla tua tristezza, ma rallegrati insieme a noi nel Signore. Amen. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, lo ripeto, perché è qualcosa da sottolineare. Ripeto, rallegratevi. Lo dice uno che è in prigione. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Amen? E poi una semplice e breve frase: il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Non angustiarti di nulla, ma puoi vivere sempre nell'angustia, sempre col broncio. No, sii felice nel Signore, rallegrati nel Signore, trova la tua gioia nel Signore. Se c'è qualcosa che ti angustia, prega il Signore. Questo sta dicendo l'Apostolo Paolo. Prega il Signore per questo che ti angustia, e vedrai che il Signore lo risolverà il tuo problema. Ma tu non vivere col broncio, nella tristezza. Fai un sorriso ogni tanto. Rallegriamoci nel Signore. Gloria a Dio. Fate conoscere le vostre angustie, le richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate anche da ringraziamenti. C'è fondamentale che nella preghiera poi ci sia sempre un grazie, Signore, perché quel grazie dice tante cose. Dice: Signore, io so che tu hai ascoltato, ora il mio problema diventa tuo. È vero? E quel grazie dice anche: Signore, io ho fiducia in te. Quel grazie dice anche: Signore, io so che tu hai già risolto il mio problema.
Se facciamo questo, la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. È meraviglioso. Queste parole che l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Filippi sono semplicemente meravigliose. Rallegratevi, non angustiatevi di nulla, pregate il Signore e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, non lo potrai mai capire. Supera ogni intelligenza vuol dire non c'è uno intelligente capace di capire come Dio possa dare pace in questo modo, ma lo fa. Amen. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. E questo abbiamo bisogno, che i nostri pensieri e il nostro cuore siano custoditi dall'amore di Dio, protetti, perché quello che pensiamo è importante, condizionerà il nostro agire. Così quello che sentiamo come sentimenti nel nostro cuore, anche questo è importante, darà la motivazione al nostro agire. Amen. Amen. Gloria al Signore. E poi dice, concludendo, quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Io non conosco i tuoi pensieri, ma so che Dio conosce i nostri pensieri. Alleluia. Signore, fa che la mia mente possa pensare a cose buone, sempre. Non a come reagire ad un torto subito. Spesso non si dorme la notte pensando a come posso fargliela pagare. Lui mi ha fatto così, ma mi rilassati. Lascia fare al Signore. O no? Ma non essere inquieto, stii calmo, sereno, tranquillo. Oh, mio cuore calmo sta, dice un cantico. Sta sereno, al sicuro in Gesù. Fa che le cose ti scivolino così. Basta. Amen? Amen. Signore, facci pensare a cose buone. Alleluia. Cose in cui c'è qualche lode verso te, qualche virtù. E poi dice l'Apostolo Paolo qualcosa. Qualcuno dice, ma com'era presuntuoso l'Apostolo Paolo? Non era presuntuoso. Dice così, le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Amen. Io ringrazio per gli insegnamenti del mio pastore. I miei occhi hanno visto i suoi sacrifici. E a volte faccio quello che lui ha fatto prima di me. Una volta mi è capitato davanti un fratello che diceva, lui è stato il mio pastore. Io ho detto, no, non lo, perché l'ha detto? Avete capito il senso? Lui è stato il mio pastore, magari bello l'ha insegnato, ha insegnato buono. Sono sempre sforzato a insegnare la parola di Dio. Amen. Chi l'ha ricevuta sa. Poi, come dico sempre, c'è il Vangelo secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni e secondo me. Dio ci liberi, perché esiste solo una parola. Il Vangelo è uno solo. E dobbiamo ringraziare il Signore per i servi che predicano la parola fedelmente, così come è scritta, non aggiungendo nulla e né togliendo nulla. Perché la parola questa è parola di vita, è parola che tocca il cuore. Amen? È parola vivente, è parola che onora il Dio vivente e creatore. E se noi non riusciamo a mettere in pratica la parola di Dio,
non stiamo onorando il Signore. Gloria a Dio, vogliamo ringraziare il Signore per la sua buona parola. Dio ha sempre una buona parola per noi. Beato chi legge e beato chi ascolta. Le nostre orecchie devono essere aperte a ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Amen. Dobbiamo chinare il nostro capo, gloria al Signore. Alleluia.